Saluto a tutti, per questa puntata di Acciucciù, mi deseo spundia vince a Saomo de Silvia Piras, che dei di questo bed and breakfast, e noi in domusua, che stai da bello, e che moi da fare entrare a intro a biri tutte le cose che ci devi. Silvia non è una scetti idee di un bello bed and breakfast, ma è finse un artista che traballa da sta terra e fa di meda straballo su concettuali, come si nada moi per non hai con termini dotto, ma è una femmina, una vicciocca che è meda bello ascoltare tutte le cose che vai e che scidi. Bene, con me a introdurre sua. Tanto su Silvia, se usananti di questo omini testi, uno che è nata da questa, insomma, a Cassia, ma me che bilica, poi c'è andati un altro noi sezio, così a femmina, contasi pago pago e te questo traballo cosa tua che me caso de castiai. Sì, questa è un'altra scultura, non c'entra da nuda, in questa sopra a sopra costa, no? Questo è stato traballo che sia la disidentità dei uomini. Poi noi che poi si biri, cioè come in impronte digitali, no? Adesso dietro, siete un traballo fatto con paperi e questo paperi è questo che si usa da poi asciugare il mouse, no? Quindi è una carta, un papere lungo, che si attorciglia e poi dopo traballato tutto con Sarraffa, no? È un traballo che si invita da un pochetto a sul traballo dei nonna, sa cosa che vede dei cestus, no? Quindi si accompagna da pure a una memoria che tengo da nonna mia quando vede dei cestus, no? Dei vimini. Da dopo interpretavo come un traballo invece su identità questo che può esibire è un manichino di uso che si usa per questo crash test, no? Ah, Uomini quindi che bene usavano, bene di si identità di sua violentata e sottoposta a tutto un trattamento, no? Come ti vuoi dire per esempio il discorso dei sargenti, dei emigraus che l'hanno in barca, che muore in mare e che non vengono minimamente considerati no? Come esseri umani. Infatti questo traballo che vedi in voi a Spavastuosa è rappresentato proprio questo traballo, no? Questo discorso dei uomini proprio in buoni mari, no? mm. Sì, 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 sì. Mo si vede s'acqua con un avvaccio e un razzo che indiesi da pillo, è vero? Sì. Do proprio quest'idea di uno che è in s'acqua. Sì, sì, sì. E questo come ti si fatto? Sempre ecce con una Sì, eh, sempre paperi, sì, paperi sì, sì, sì. trotto giao. Sì, esatto, papere trotto già, proprio come ti da io vedendo di nonna mia, no? Con su vimini, con vari materiali. Sì. Io però vedi da scanno, so vedi da cadere, so. E da me parla anche questa tecnica e dopo elaborata per fare questa scultura. So. Noi c'è tutta questa struttura pure che abbiamo fatto del ferro, no? Non c'è una nicchina, da proprio fatta del zero. Questa. Asi non me ne aia tua. Ma tu de noi sei noi del decimo puzzo o besi di un altro No, no, luogo? no, Deus nasce e cresce noi in decimo puzzo, siamo da famiglia meda semplice, di agricoltori, sì. E nonno mio diventa
bisnonno mio legava me a tutte le tradizioni, non vedeva mille cose, ma un po' che la so, tutto questo ereditario, no? Questo creatività. E poi da lì, la traballava le scanne, sono bogata a denti, sì, e faceva su dottori, Ah, ogni pure! cosa, su parrucchieri, ogni cosa. E però manti la so a grande eredità, cioè manti proprio accappiava a terra, tant'è vero che da voi a po' seguivo, no? Non a traballare a terra come scontadino, ovviamente, ma a traballare a terra come ceramista, come scultrice, no? E tant'è che mi piace talmente in me che quando mi dà ciccare Deo, Sargilla, per fare sculture, a Ah, Monti, mi da pico, mi da traballo, con un processo mezzo lungo, che su manco 6 mesi cioè, devo ricavare sargille che serve per fare sculture, se poi tocca a dopo un sacco da filtrare, no? E quindi tocca da traballare in meda. da bello, busy. Sì, sì, Però sì. deve essere tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa, perché questa terra pare proprio via. Ad ok, questa differenza che c'è tra questa argilla e questa che si compra, è una differenza enorme. Perché questa che vive un monte è proprio via, si intende? Ci punti semplici, ci punti babalotteso, ci punti tante cose, quindi che in questa industriale non c'è. E si intende proprio, no? In questa scultura. Ma Certo, giù, da finza sa, antipocare questa scultura, a volte senza che manco da uscire e tendi vai, no? In commenso senza manco tenere idea chiara da volta, però questa sensazione che intendo mi aiuta insomma, a tenere un'idea, ecco, un'idea del commenso, senza uscire poi a volte di sentire cose che mi ravvinta me a tutto, insomma. bello. Tanto devo dire che andare innanzi si vota Salmo de Silvia è sì, una specie di museo, comunque di allestimento. E sì, qualsiasi cosa che ci fonti, mi vorrei spiegare, vago vago, di questo altro straballo su che mai con debiri noi. E bisogna si vede in merda, no? Sul richiamo che c'è sul gesto dei femmini, di nonna mia, proprio questa forma d'onda, questa Ah, ma raffa, è costio. sempre dei vapperi, fatto dei vapperi. Però poi ci punti. Ah, è vero, su così andesi si vede proprio bei bei. Sì, su Draballa è praticamente su proprio. Ovviamente si fa in maniera diversa, con due soluzioni diverse. A me mi interessa non tanto sul materiale, ma sul concetto, sul significato, so, per non prendere. Quindi no, ci conti oso, ci conti stampo, un paio di muovacci, insomma, fai È vero, è vero, sempre è il vero. richiamo a questa identità di sommi, a sapere perdita di questa identità. No, stette una ricerca gusta di 5 anni fa. Oggi ho concentrato soprattutto con questa scultura di argilla. Si fa bere con qualcosa con sargilla. Certo. Intanto ho provato pure una ricerca della ceramica antica, sarda, questa è una riproduzione di un vaso nuragico. Ho cominciato da Ecce. Ah, pensa da bello. Ho cominciato proprio a Ecce, con questa passione per questa archeologia e per questa storia sarda, no? Ho cominciato a fare riproduzioni sia del vaso nostro, che ho integrato proprio nei siti archeologici come nei tumbas, e funti questo vaso si cede. Ah, ma cosa? Non te lo so po' di piscai, bogaia forasa. Ah, sì, sì, su disegno che Sì, sì, vi sì. uso, che capita da debiri. Questo come te stile è neolitico, questo è proprio antico, antico, después antico, che tiene uso. E questo tu da zigotto o è fatto a tipo un Ah, no, racco? questo è proprio gotto, gotto, no, non racco, questo è colore, non è racco, il nostro antico non usano questa tecnica racco, invece da le rappresentazioni da fatte proprio uguali, come diventa ISUS, no? Quindi non ho usato altre tecniche, ho fatto proprio come diventa ISUS, con il suo capore, con il suo bianco, con tutto, come diventa ISUS, insomma, e con sapore. Dopo questo passaggio del vaso, mi veniva in conto che questo vaso diventa di forma praticamente già femminili, no? Questi contenitori, sì. Fonti forma femminili che mi richiamano un certo legame con questo fatto che sono femmina di lavoro, no? E quindi ho fatto un passaggio. Sono passata da sul vaso, mo ti faccio vedere questo pezzo che tengo in noi.
questo è proprio un passaggio de su vaso a sa prima forma femminile, no? Ah, La sì. sua prima forma femminile. E da noi, da dopo cominciamo a fare questa figura proprio femminile, come la scultura, e come tu indagini personali di sa psiche mia, tutto, comprendi? Ho fatto una ricerca a intramei a tutto, mi sono posto mille domande, insomma, questa esperienza poi è stata sempre di bruso, di vita, no? Quindi mi andavo da vai da rappresentare sotto forma di opera d'arte. E dopo che è una specie di terapia, un po' stai bene, poi si esorcizza, si diboga fuori certi pensamenti, attraverso l'arte di adesso si può già sanare, no? Di certe cose, si sta bene, ecco, si sta bene, tanto che mai da usare proprio un po' terapia, può stare bene. Ah, me de gustato traballo no imparas che su colori si imbilla a questo che porta Su tu in vestiti. pizzo, a suoi stili cosa tua. È vero, Poi a questo punto di azzurro meda bello. è vero. Ah, questo pure è fatto con su Sempre con paperi. c'è la Ah, raffa, c'è ecco. ceramica, è mista come tecnica. E noi si vedi, e plus accanto c'erano a vedi pruso i dettagli. Ah sì, è vero, su questa ceramica si vedi. Ogus. No, in questo anno sono dato a posare un mese dai Sogus, proprio perché avevamo fatto questa indagine e quindi so che per me vi era come entrare in anima, andare a fare un'indagine interiore. Disinare da spesso che so questi savotta quest'anima. È vero, so. E in tutto questo lavoro sono dato a posare un mese di Sogus. Questa scultura è fatta proprio con sargile che avevo della montagna. Da delle cuscette questo genere di traballo. Potresti un traballo un meta faticoso, no? Non mi piace da usare per fare altre cose che siano da vaso, che siano da per scopo valore. Mi piace proprio da usare per cose importanti, che tengono un valore concettuale importante. Questa sfeglia funti da una linea che se sono le desagaiuto, no? Che si vede in questa strese versione, no? Questa È strese versione. vero, so. È vero, so, Cassiai. Ma cosa vuoi da fare veri bene? Come te che da serri a tu? E sono le desagaiuto. Cassiai, Castiai. Come te che desti bene idea proprio dei senore da segaidos? Ma si nota appunto che questa zona di Zaccaeus è cosa che in questo dipinto si spiega da bene, no? È cosa che si ci va sul maschio dopo che si accoppia, no? E devo vivendo una situazione particolare in questo periodo, perché tu contrastata con il genere maschile, abbiamo sempre getta e quindi quindi ogni volta che c'è qualcuno mi piace a fare un'indagine ancora profonda, personale, mi domanda un po' te che mi è capitato certe cose, certe persone, mi rapportare con certe persone. E mi è venuto bene sempre in queste circostanze, queste sculture, ok? Ogni volta mi sono fatta delle domande, ecco. Invece in questo, che appunto c'è pure su VP o appunto maternità, sì, e in questo lavoro, teniamo un conflitto con mamma mia in questo periodo. E questo rappresenta praticamente il figlio su ci canta una via saghionti via po' di bessi in suo mondo, no? Non è sempre questa chi vuole di sa mamma su figlio Scerada Calibia Vigai, ok, quindi questa fonte in comune era accapiata insomma cosa significava con sa mamma e con sa maternità. Tanto Silvia, tu prima fossi non menendiasi, non menau, sa terra che tu andas a pigliare a monti. Ti lo fa perché de domandas a voi gusto. In che monti andas a andare a pigliare?
Commente che has incominciato, poi dopo ti seguo a fare altre pregunte, che mi si posso curiosità. Siamo noi in Monteide, noi a Decimo Pozzo, è una montagna piccolina di 200 metri, se c'è, sì, no, ma è importante poi il ritrovamento che voi stessi fatto. E sicuramente con questa passione dell'archeologia, poi è diventata pure guida turistica, facciamo sempre girando in questa monte, cercando appunto segni, no? Segni di antichità, segni del resto, insomma. E cercando a pagare proprio questa terra bianca. Tra l'altro non è facile in realtà questa terra bianca, solitamente questa ruvia, no? Questa esposta a saria, ossidata, con sul vero, no? Quindi questa ruvia. Invece questa è bianca, per cui mi piace a me, cominciare a fare esperimenti su questa. Ho un amico mio, Veneto, che è esperto, filo d'arte in ceramica, e si devono fare a bere, e si devono, insomma, ma a me questa mi pare di argilla ed è buona fattura pure, come testi questa cosa. E mi dice confermato, questa è un'ottima argilla, è già porcellana. Infatti ho fatto pure il test, resiste a temperature altissime, a 1400 gradi, e quindi è un'ottima argilla. Da me do tengo segreto questo luogo, non donavo nessuno. No, non scoffia. Ho detto se mi do domanda, anche da me che sa questa argilla. No. Da scoperta da me pare di sono scettico me. E beh certo, su monte ti dà di scopriare a tu, ma devo scegliere uscire, però so manco noi, perché a me veniva questa curiosità, e poi mi piaceva da uscire commenti due fosti l'ompia, questa. Non è manco in meta semplice di spiegare, che pure di una ressi, non è che sia semplicissimo, tocca a zia secchio in questa scarpata meta ripida, per cui non è in meta semplice di cavare con questo secchio su. Accordo. E tanto tu comunque da Picasa e a posto dopo da Traballa come ti fosti nendi come sacco, sì. E dalla sasa come ti va? Della sasa modiai? Modiai, ore che mesi, sì. E poi quando settaccio separo i sperdesa, grussesa, de savati vini. Diverso dal lavaggio da una saturo mi si abiti proprio filtrare su scarto organico che da galleggiare, no? E sa che aveva troppo grave, che non ti sperdi se non si abita a nuda. Da uso certi savati che guarda non è né a galla, né a fondo, a 3 A 3 e mezzo. Cusso, bisi interessanti. Bisi. E tanto lo traballo lungo, sì. Poi dopo tocca si idratare, tocca di tirare il sacco in eccesso e poi da tempo impastare, traballare e è pronta. Bello traballo, insomma. Ascolta, anche ci si comprende, no? Uno ci pensa piuttosto che fare patenti, insomma, su che ti da conca, ci deve pensare bene in me, però da sprecare, no? Certo, Kai, non fai sì, una cosa ti voglio dire, ma tu come ti hai incominciato a fare questo traballo? Prima lo fosti in da più in famiglia, in domo, questa è io cosa tua, sì. però non era mica proprio come ti hai proprio incominciato tu? Devo proprio, da quando fanno piccolo, avevamo sempre morendo, sempre cercando di fare qualcosa con papiri, con colori, sì. E poi mi sono dedicata proprio su studi artistici, prima sul liceo artistico e poi sull'Accademia delle Belle Arti. Poi in cui questa passione sempre cresce di più. Poi post ceramica ho fatto proprio un corso in Veneto, non mi sono mai fermata praticamente, sono sempre cercando di sviluppare cose, ma con me da materiali. Prima pittori, così, paperi, commenti esibitivi, poi ceramica, mi è capitato di lavorare con Salina, dipende del suo periodo, no? Cambia, no? Parlo sempre in sa propria linea. Ti piace da sperimentare? Meda, sì, meda. Tanto su tempo più, noi in Trendy c'è fin scritto bed and breakfast, vero? Quando si può, se uomo a posto si da far subire fin se meglio meta bella, cioè fin se
un orto, tutto sul giardino si vede che tesi mao posta terra, però contasia questa esperienza pure che me che se vai. Mi piace a te che fai con questa gente, no? Ospitalità, mi pare che tutto quanto prima se non c'entrassi di nuda, no? Prima avevamo questa guida turistica e su questa accoglienza, su B&B, questa ceramica, inizialmente non agattavamo un legame in tutta questa cosa, invece poi dopo comprendi, abbiamo proponendo esperienze da questa persona, comprendi? Infatti faccio laboratori, invito questa gente a tenere proprio questo contatto primario con la terra, no? A sviluppare anche qualcosa. L'idea quindi di su B&B viene dal completamento di questo modo di accogliere la gente, no? Quindi ha offerto questa possibilità di fare questa esperienza, di conoscere la terra in cui vivo e poi a parlare pure noi a vivere con me altri elementi più intimi, no? Di pensieri, e condivisione, insomma, di esperienze reciproche con questa gente. C'è anche artista, uomini o femmina che sia, chi dà di aperto di bruso a canqua cosa che si fatto, che dà posto, dà insullio, dà posto questa grosità. C'è un artista che è indiano di origine, però vive in Inghilterra, si chiama Anish Kapoor. Il suo, ad esempio, da ballare questo elemento, sono proprio tutti indiani, si sente una sensibilità particolare con i colori, con le spezie, sa terra in generale. E quindi questo artista che ha sempre Castello de Bruse questo, Anish Kapoor, ha di traballare inizialmente con su stampo, cerca di spiegare appunto sul valore su sboido, no? Su spazio sboido. E poi su stampo è un passaggio da una dimensione a l'altra, può essere una nascita, può rappresentare tante cose. Devo da sagato ancora a me straballo mio su queste cose, i vasi, no? I vasi che funti comunque fatti sboido, fatti esterna. Mi immagino che un vaso sia sempre un contenitore di vita, no? Sapere in sé puro è un contenitore, è un vaso, no? E mi sono sempre concentrata su questo. Poi me, altri, ma soprattutto questo artista indiano. Tanto castiendo il traballo cosa tua, mi pare di capire che medas fonti femminas o comunque che c'è una parte manna, grossa, importante dessa femminilità di chi bessi da pillo del traballo cosa tua, finché che andasse questionando dessa terra, sa terra è mamma, sa mamma, manna, de Certo, tutto un noso. certo, Stiamo certo. sbagliando o... No, è proprio aici, è proprio da dea madre, che è proprio il suo elemento principale che mi trassavo, no? Mi studi che ho fatto, ma è te tua forma, sa dea madre, che a me mi ha sempre ricordato in nonna, a mamma, no? Questa abbondanza di forme, di sfemme, di un tempo, no? Che non funti alla fine stasera come ti sfemme, ma che de oggi, no? Quindi questa abbondanza di tamanna, latte, pippius, un po' me funti sempre stata da un'immagine fissa in conca. E mi è sempre dispiaciuto, però nel tempo moderno, vedo come si femmina e ad avere tutta questa importanza pure fisica, di maternità, di procreazione. Spesso mi capita di dire, ma questo in me è tutto, ok? Come si femmina oggi sia spesso un oggetto, no? Un oggetto di peso comunque pure in sagrona, che a noi te succede con i femmine, tutti i femminicidi che ci funti, questa incomprensione che nasce, questa mancanza di rispetto nei confronti delle femmine. E questo mi è sempre dispiaciuto. Me di questa esperienza da vivere da una prima persona. Ecco poi la femmina è il soggetto principale del suo lavoro mio. Mi piace questionare con le femmine di questo aspetto, poi con me, quando faccio il laboratorio, dubbio che essa
è come che si alluinti, no? Si alluinta e comprendessi che anche cosa in pruso che prima non ci si pensava, no? E come che comprendessi i tavotteri tenemus, no? I tavotteri su perdio. Mi piace di dare una codaia con questo straballo e disinvitai a fare un'indagine in Sesatoto attraverso questa terra. Fatemi proprio comprendere l'importanza che denti, in sua famiglia, in suo nucleo, in sua società. Tanto fu questionando de femminas, questa pure è una femmina, vero? E questa è una femmina in due posizioni di prostrazione e sofferenti. Porta da spinna, come che vede un villonello che è stato appunto posto in gabbia e essa in gabbia ovviamente è sofferenti con questa mina non troppo in forma, insomma. E questo rappresenta questa perdita della libertà di questa femmina, di questa indipendenza. A volte una femmina vedi corteggiata, poi la bellezza sua esteriore, che non sa pensare, sempre a questa bellezza che dà di interiori, poi quando questa perde questa bellezza, ci vedi semplicemente fugliata come che fosse una cosa che non serve di bruso. Tanto Silvia, questa vingiata che abbiamo posto noi al costato del suo fuoco, questa pure da si è fatta lui? Spiegami pago. Sì, questa pure da fatta te, questa fa parte proprio di questa ricerca che ha fatto di questa antica sarda, insomma, è un tripode e del periodo neolitico e la gente va a fare direttamente in questa spingiata, si porta con spesi, ci punti fatta apposta da si fanno in pizza da sabragi, no? Poi provo proprio a coi una ricetta che ho preparato da una sagintilla. Questa gentilla però aromatizzata con sfolla di mirto e con sole stinco. Poi non si usa già il bruso o quando si usa è una cosa che ti fa come il sorbo, testi caro. Ma questo sapore antico può mai essere una cosa che probabilmente la gente è pappata con questo sapore, perché non sa da uovo di cosa la pago, probabilmente è una cosa che va a tenere proprio questo sapore. Ma solo destinco, tanto con il tavo fatto? Con lentisco. Ah, certo. E tanto so uno chiede in su bed and breakfast cosa tua, tu gli mancai e ti puoi fare da stai questo, questa gentilla cotta con sua morta e con solo destinco. E cotta in questo vaso che hai fatto tu, come in su neolitico. Pensavo che cioè una ricetta, una gea o brangio neolitico praticamente. Cassia si dava subire accanto e finché a me era bella di biri e ne potete tirare su govecco che ci da capioso a cadere dentro su buido come ti fosse cristianendo da se cristianavo prima troppo bello mamma si è fatto piegare su disagio che allora stai di ovorosa gentile cotta noi a cadere dentro Bruso Manco quanto ci vuoi da coi? Un'oretta tra poni l'acqua e comincia a scappare sul buddito. No, la cosa bella, ma devo dollo questo vaso, dollo provvedi ovuro. Cassia sul fuoco moderno con suo stregio neolitico e sa gentilla de oggi. Si saluto poi, devo grazie a Silvia Piras che sa di aperto il domo sua. Vi ringrazio Mera, spero che si sia piaciuto il lavoro mio. Se aspetto qualsiasi curiosità che poteste tenere ancora riguardo il suo divorzio. Grazie. Si saluto appunto del su bed and breakfast del decimo puzzo e a Sibiri a sa puntata che ieri e grazie a tutti per aver ascoltato.